Per il senso del dovere e l'abnegazione dimostrati durante l'intervento che ha permesso di individuare e denunciare i giovani responsabili della rapina avvenuta sabato sera nel mini market di via Fapanni, il questore Maurizio Masciupinto ha conferito un compiacimento agli agenti. Non è solo semplicemente un diplomino che poi uno appende in ufficio, è la voce della più alta autorità della provincia da un punto di vista della pubblica sicurezza che testimonia la vicinanza a chi tutti i giorni sta per strada a rispondere alle esigenze dei cittadini. Devo dire che per quanto riguarda il mio ufficio, che è un ufficio di primo impatto, il 113, quello che interviene nell'immediatezza del fatto, devo dire che il risultato è stato estremamente positivo, quindi colgo anch'io l'occasione, dopo il signor Questore, di ringraziare i miei ragazzi che ogni giorno testimoniano una capacità di intervento che veramente è rilevante. Soprattutto nel far fronte a un fenomeno che sta prendendo sempre più piede e che vede coinvolti giovani e giovanissimi. È un fenomeno sul quale stiamo lavorando già da qualche mese. Le prime avvisaglie ci sono state l'estate scorsa, poi dopo un pochino è andato diffondendosi sia in termini di episodi sia in termini di numeri di affiliati. Devo dire che come volanti abbiamo sempre interagito in maniera molto veloce col territorio e abbiamo avuto risultati operativi importanti. Questo di sabato è l'ennesima testimonianza di una conoscenza capillare del territorio che ci consente anche di intervenire in maniera praticamente tempestiva e questo ci consente anche di dare risposte informative poi agli uffici investigativi che stanno ovviamente disegnando il contorno di quella che è questa realtà.